Bene, 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 bene. Dio è fedele ed è buono. Veramente, grazie Gesù con tutto il cuore. Alleluia. Vogliamo leggere un passo della parola, così come lo troviamo scritta in Seconda Re, capitolo 6, dal versetto 8. Secondo Re, capitolo 6, dal verso 8, leggeremo fino al verso 23. Amen. Alleluia, grazie per esservi alzati, onoriamo anche così la parola di Dio. Seconda Re, capitolo 6, dal verso 8. Amen. Posso iniziare a leggere? A Dio sia la lode. Mentre il re di Siria faceva guerra contro Israele, in un consiglio che tenne con i suoi servi disse: io porrò il mio accampamento in tale e tal luogo. E l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel tale luogo, perché vi stanno scendendo i siri. Allora il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto e circa il quale lo aveva avvisato, e là si mise in guardia. Il fatto avvenne non una né due, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servi e disse loro: fatemi sapere chi dei nostri è per il re di Israele. Uno dei suoi servi rispose: nessuno, o re, mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Allora il re disse: andate, vedete dove si trova e io lo manderò a prendere. Gli fu riferito che era a Dotan, e il re vi mandò cavalli, carri e gran numero di soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio si alzò di buon mattino e, uscito fuori, ecco che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: ah, Signore mio, che faremo? Egli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi affinché veda. E l'Eterno aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. E mentre si discendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: ti prego, acceca questa gente. E l'Eterno li accecò secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: non è questa la strada e non è questa la città. Seguitemi e io vi condurrò all'uomo che voi cercate. E li condusse a Samaria. Quando furono entrati in Samaria, Eliseo disse: o Eterno, apri i loro occhi affinché vedano. L'Eterno aprì loro gli occhi e a un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria. E il re di Israele, appena li vide, disse a Eliseo: Padre mio, li devo colpire, li devo colpire? Eliseo rispose: non li colpire. Colpisci forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti davanti a loro del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevano e se ne tornino dal loro Signore. Il re di Israele preparò loro una grande quantità di cibi e quando ebbero mangiato e bevuto li congedò. Ed essi tornarono dal loro Signore e le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele.
Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi pure. È un periodo storico questo, dove vive e opera il profeta Samuele, nel quale Israele e Giuda sono due regni divisi, però Israele rimane il popolo di Dio, così come Giuda, la tribù di Giuda, rimane il popolo di Dio. Israele aveva come nemici in questo periodo i siriani. E abbiamo letto che il re di Siria faceva guerra contro Israele. Il popolo di Dio è sempre in guerra ancora oggi. Siamo in guerra contro un nemico spirituale. Ci combatte sempre la Chiesa, combatte sempre i figli di Dio, ma perde sempre. Amen. Siete d'accordo? Amen. Ogni tanto può farci, come dire, qualche danno, un po' di male, ma è sempre un perdente. Amen. Gloria al Signore. Israele aveva dalla sua parte l'uomo di Dio, questo profeta Samuele, Eliseo, che stando in comunione con il Signore gli rivelava le mosse del nemico e si raccomandava di riferire al re di Israele dove rinforzare i presidi militari, perché dove tu sei debole, proprio qui, la Siria ti attaccherà proprio qui. E così faceva il re di Israele. Ora ci sono dei punti deboli nella nostra vita e il diavolo ci attacca proprio nei nostri punti deboli. Ma abbiamo anche chi ci avverte, ed è il Signore Gesù per mezzo della sua parola. Alleluia, per mezzo dello Spirito Santo il Signore ci fa comprendere dove, in quale punto della nostra vita abbiamo bisogno di intervenire. Alleluia, così che il nemico può rimanere deluso e confuso, nonostante tutto quello che possa meditare contro di noi. Se ascoltiamo i consigli del Signore, il nemico rimarrà sempre sconfitto. Amen. Alleluia. Pensate, questa cosa si ripeteva ogni volta che si ideava un piano contro Israele per attaccarlo puntualmente. Israele era sempre preparato, perché era avvertito, no? Dio rivela ogni cosa se noi ci lasciamo guidare. Amen. Dio ci dà saggezza, se siamo pronti ad ascoltarlo. Amen. Alleluia. E Dio interviene sempre quando lasciamo fare a Lui. Amen. Gloria al Signore. Il re di Siria pensò che aveva qualche spia. Com'è possibile che questi sanno dove attacchiamo? C'è una spia tra di noi. No, re, non c'è una spia tra di noi. Ma Israele c'ha un uomo che è in comunione con Dio. C'ha un profeta. Israele ha un profeta. Gloria a Dio. Noi possiamo dire la Chiesa del Signore ha il suo difensore, vero? Amen. Alleluia, la Chiesa di Cristo non è mai persa e perduta e sconfitta, ma è sempre vittoriosa. Amen. Alleluia, c'è qualcuno che gli dice persino i pensieri tuoi mentre dormi. Nessuno ne si può sapere. Il re di Israele li sa. Andiamo da quest'uomo, eliminiamo quest'uomo, uccidiamolo. Un grande esercito preparano per andare dall'uomo di Dio per eliminarlo. Gloria al Signore.
Gli fu riferito che era a Dothan e vi mandò cavalli, carri e un gran numero di soldati per prendere un uomo solo, tanto era considerato pericoloso. Vedete, il nemico ha paura della Chiesa del Signore. Amen. E non solo delle chiese numerose, ma anche delle piccole chiese, Amen. purché si serva il Signore, Amen. purché si prega, Alleluia. purché si adori il Signore. Il diavolo ha paura. Era un uomo solo e mandò un grande esercito contro l'uomo di Dio. Alleluia. Il profeta aveva un servitore che si spaventò alla vista di questo grande esercito. Ah, Signore mio, come faremo? E questa è, come dire, la reazione del credente che ha non poca fede, ancora di meno, perché se già avessimo poca fede sarebbe qualcosa, ma tante volte ci comportiamo come se non avessimo proprio fede. Come faremo? Ma il profeta prega per lui, prega il Signore per lui. Signore, apri i suoi occhi, perché riconosce che i suoi occhi erano chiusi, non riusciva a vedere la grazia di Dio, la potenza di Dio che era in loro favore. Alleluia. Il profeta, vedete, prega il Signore. Non interviene in prima persona, come dire, affronta di petto i nemici. Lui prega il Signore. E così dobbiamo fare ognuno di noi. Amen. Dobbiamo pregare il Signore. Quello che il profeta dice al suo servitore è: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Il profeta vedeva l'esercito di Dio. E io credo che l'esercito di Dio sia ancora predisposto e messo lì per difendere la Chiesa di Cristo. Amen. Alleluia. Amen? Ci crediamo? Amen. Gloria a Dio. I nostri occhi non vedono, ma vogliamo dire: Signore, apri i miei occhi, affinché nelle difficoltà io non entri in panico come questo servitore, ma possa dire: il Signore, il mio Dio, mi aiuterà. Amen. Alleluia. Questa gente si presenta per prendere Eliseo ed Eliseo prega il Signore dicendogli: Signore, acceca questa gente. E il Signore risponde alla preghiera dei suoi servi. Questa gente fu accecata. Alleluia. Ed Eliseo parlò loro mentre erano accecati, dicendogli: non è questa la strada. Alleluia, non è questa la città. Seguitemi e io vi condurrò all'uomo che voi cercate. Gloria al Signore. Spesso ci inoltriamo in una strada che non è quella che dobbiamo percorrere, perché siamo accecati. E spesso cerchiamo chi non dobbiamo cercare. Alleluia. Dio ci dia grazia di seguire le indicazioni di Cristo Amen. che noi troviamo nella sua parola. Amen. Certamente non riusciamo a vedere proprio in modo chiaro tutto, d'altronde siamo chiamati a camminare per fede. E la fede è certezza di cose che non si vedono, dimostrazioni di realtà che non si vedono ma che si sperano, vero? Ma neanche Dio vuole che camminiamo come dire, cercando di capire. Il nostro cammino deve essere certo, sicuro. Perché? Perché abbiamo intrapreso una via giusta, la via che conduce in cielo, che ha un nome, Gesù. Amen. E quindi se seguiamo Gesù sappiamo dove andare. Anche se non vediamo, guardiamo Lui.
È Lui che ci guida. Amen. L'importante è riuscire a vedere Gesù davanti a noi. È Lui che è la via, la verità e la vita. E nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui. Amen. Alleluia. Quindi Eliseo dà un messaggio a questa gente che era partita con cattive intenzioni. Non è questa la strada. Cambiate strada. E quando annunciamo la parola di Dio, in fondo anche noi portiamo lo stesso messaggio. Cambiate strada. Seguiteci. Vogliamo mostrarvi una strada più bella, più sicura. Una strada che ha i suoi ostacoli, ma che certamente vuol condurvi in cielo. Amen. Gloria al Signore. Questi uomini si lasciarono guidare da Eliseo. Eliseo dove li porta? Nella capitale del regno di Israele, a Samaria. Che grande lezione anche qui. Il re di Israele appena li vede, oh, che belli nemici, che facciamo? Li ammazziamo? Non li toccare. Come non li toccare? Li hai fatti tu prigionieri. Sei stato tu a condurli qui. Non li toccare. Piuttosto, dagli da mangiare. Pregò il Signore apri i loro occhi. Recuperarono la vista. Capirono dove si trovarono. E invece di ricevere percosse, essere disarmati, no? Furono cibati. Così bisogna trattare i nemici. Con amore. Amen. Amate i vostri amici? Gesù dice amate i vostri nemici. È difficile, ma con l'aiuto di Dio si può fare. Lo so che è difficile. Io penso che per il re di Israele sarà stata una cosa difficile. Perché umanamente pensando, dice, oh qua i miei nemici, che duro colpo al mio nemico, no? Prendo questo esercito che è numeroso, era numeroso, e li ammazzo tutti, no? E invece, vedete, Dio non ragiona come noi. Siamo noi che dobbiamo ragionare come Lui, è diverso. Metti davanti a loro del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevano e se ne tornino dai loro signori, se ne tornino a casa. Il re di Israele preparò loro una grande quantità di cibi, li congedò, li fece liberi di tornare a casa. E quelli tornarono a casa e gli raccontarono, credo, ogni cosa al re di Siria. E il risultato di questo gesto, le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele. Alleluia. E vedete come si ripaga il male con il bene. E Dio opererà. Amen. È una grande lezione, vero? Come diceva la sorella, è difficile fare del bene quando si riceve male. Ma Dio può ogni cosa. Amen. Quando abbiamo a che fare con il nemico delle anime nostre, con il nemico della Chiesa, non possiamo affrontarlo con le nostre forze e con le nostre capacità. Dobbiamo pregare il Signore. Dobbiamo rifugiarci nella preghiera e credere. Con questa arma che sembra per i più qualcosa di inefficace, ma come la preghiera, cosa fa la preghiera? Molto può la preghiera del giusto, fatta con rendimento di grazie. La preghiera può molto. E quindi vogliamo continuare a pregare per i nostri figli, vogliamo continuare a pregare per i nostri bisogni, per le nostre necessità. Amen. Vogliamo pregare il Signore per la nostra famiglia, per la nostra casa, il nostro lavoro. Amen. Vogliamo pregare il Signore per l'avanzamento dell'opera sua. Non pensate che questa comunità non abbia un nemico. Non è tanto comunità lì in montagna,
No, noi diamo fastidio al diavolo. Ed è buono così. Noi dobbiamo dare fastidio al diavolo. Perché dobbiamo onorare il nome di Dio. Dobbiamo sventolare la bandiera dell'Evangelo. Dobbiamo combattere il buon combattimento della fede. E il nemico sarà sconfitto, perché è già sconfitto. Amen? Solo vogliamo avere quella sensibilità. E quando siamo alla presenza di Dio, e quando il Signore ci avverte, stai attento, perché questa tua debolezza, che io perdono, tollero, la perdono, ti perdono perché ti amo, ma stai attento, perché il diavolo utilizzerà questa tua debolezza per attaccarti. Quando ascoltiamo la voce di Dio, non facciamo finta di nulla. Israele, quando era avvertito da Eliseo, lì ti attacca, in quel punto debole, subito. Rafforzava l'esercito e quel punto era protetto. E così noi dobbiamo alzare i muri e dire: Signore, perdonami, voglio rinunciare ad avere questo vizio, questa debolezza, finché il nemico non abbia qualcosa dove attaccarmi. Lui continuerà a stare attorno ai figli di Dio e a girargli attorno per fargli cadere. Così dice l'Apostolo Pietro, vero? È come un leone che gira attorno alla sua preda e aspetta il momento giusto per attaccare. Beh, lui può continuare a girare. Se le nostre difese sono alte, avrà voglia di girare. L'importante è che rimanga fuori dalla nostra vita e non riesca ad entrare dentro di noi, perché dentro di noi il luogo è già occupato, c'è Gesù. Amen? Vogliamo che ci sia Gesù e ci rimanga. Vogliamo essere la dimora del Signore, non solo una casa spirituale, la dimora. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Alleluia, il nemico resterà confuso. Si scaglierà, ma non avrà modo mai di poter fare centro, perché chi ci difende, chi ci avverte, non è Eliseo che ormai è con il Signore, ma è Gesù che difende la sua Chiesa, per la quale ha dato la sua vita. Amen. Quindi vogliamo dire grazie al Signore. Alleluia, e vogliamo dire: Signore, apri i miei occhi, affinché come Eliseo io possa vedere che quelli che sono con me sono più numerosi di quelli che sono con i miei nemici. Amen? Alleluia! Dobbiamo chinare il nostro capo.